Un somalo di anni 23, Taher Mohamed Ahmed, è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Agrigento a seguito di un ordine emesso dalla Procura della Repubblica di DA di Palermo. Il somalo è stato individuato presso l'hotspot di Lampedusa. L'uomo è stato sospettato di far parte di un'associazione a delinquere armata di carattere transnazionale dedita a commettere più reati contro la persona e in particolare tratta di persone, sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio aggravato, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il somalo Taher è stato riconosciuto come uno dei responsabili di torture e sevizie perpetrati in Libia in una struttura sita nei pressi della zona agricola denominata Udeifa, in territorio di Cufrà, della libertà personale prima di intraprendere la traversata in mare per le coste siciliane. I migranti subivano sevizie con tubi di gomma ed erano continuamente minacciati con armi da fuoco. Le indagini del somalo Taher, avviate fin dal 27 maggio scorso, giorno dello sbarco a Lampedusa, sono state condotte dalla seconda divisione del Servizio Centrale Operativo di Roma, dalla squadra mobile di Palermo, diretta da Rodolfo Ruperti, e dalla squadra mobile di Agrigento, diretta da Giovanni Minardi. Il Taher a Lampedusa avrebbe minacciato le sue vittime, anche minorenni, al fine di convincerle a non accusarlo alla polizia italiana. Il fermato è stato associato alla casa circondariale ad Agrigento a Petrusa, a disposizione dell'autorità competente. Di seguito sono riportate alcune delle dichiarazioni rese dai migranti. Spesso mi costringevano a contattare telefonicamente i miei parenti e durante le comunicazioni mi colpivano ripetutamente con dei tubi di gomma. Mohamed il somalo, lui faceva parte dei torturatori, ovvero di quelli che ti torturavano per costringere i tuoi congiunti a pagare. Ma le torture da lui inflitte non si limitavano ai momenti delle telefonate, ma si protraevano casualmente anche solo per intimorire i reclusi. L'operazione è stata più o meno simile a quella che abbiamo fatto nei mesi precedenti. Considerate che, ripeto, è il sesto torturatore che riusciamo a individuare ed arrestare nell'ambito di 3 procedimenti differenti, tutti seguiti dalla DDA di Palermo, in particolare dal sostituto dottore Ferrara, in questo caso dal dottore Spedale e dalla dottoressa Spiri. I migranti che sistematicamente interroghiamo sul territorio di Lampedusa, all'hotspot di Lampedusa, ci raccontano le loro peripezie. Nell'ultimo periodo sta venendo fuori in maniera particolarmente grave il fatto che alcuni degli ex carcerieri, dei torturatori che c'erano nelle varie safe house in Libia, ce li ritroviamo a Lampedusa perché tendono anche loro di raggiungere il territorio nazionale. In questo caso sono stati riconosciuti, così come nelle volte precedenti, dalle loro vittime e abbiamo raccolto le dichiarazioni tali e sufficienti da permettere alla DDA di Palermo di mettere questo fermo. In questo caso abbiamo lavorato assieme al Servizio Generale Operativo e alla Squadra Mobile di Palermo, la seconda divisione, la Squadra Mobile di Palermo.